Gentili telespettatori, la vita è imprevedibile. Nessuno sa definire che cosa sia la vita. Ebbene, ma la vita è fatta di momenti concentratissimi, di energia stellare a milioni di volte. Ed ecco qui che a Mestre, città catafratta nell'arte, incontro per un segnale celeste divino, come il mio caro amico Mirko. Esperto di canto ma di astronomia, sì, direbbe, è arrivata qui, quatta, è veneta di origine, nata a Mestre, ma vivo a Praga, vive a Praga. Centro. Guardate, è arrivata qui, attenzione, avete in sovrimpressione tutti i suoi contatti per diventare collezionisti. Seguite i miei pareri artistici e farete i soldi, perché l'arte non morirà mai. Guardate, è arrivata e mi ha omaggiato con un'opera che mi rappresenta come pochissime altre. Allora, Francesca è il nome. Francesca, ecco, brevemente, mi puoi dire le tue coordinate? Allora, tu sei nata qui, giusto? 1983 a Mestre, e sì, ho realizzato 70 ritratti di persone importanti a Mestre, però oggi, visto che Andrea è venuto a Mestre, ho deciso di renderlo un personaggio famoso di Mestre, che verrà inserito dentro a un libro, e lui appunto l'ho rappresentato con la sua personalità, quindi con un seno naturale di tutti i colori, quindi la creatività anche nella vita erotica. Esatto, è il dipreismo. Allora, due cose notate subito. Allora, la perfetta delineazione formale dell'opera, notate, perché si riconosce perfettamente, ma proprio l'aspetto, l'esattezza di scrittura, la precisione nella scelta delle parole di Francesca. E questo è l'Andrea Di Pre, ed è uno schiaffo a ogni moralismo, ed è un tripudio all'arte erotica. Esatto. E attenzione, e alla vita. Perché l'arte non è mai casta, è mai casta, l'arte vera. È vero. Ecco, per esempio, questo è un quadro che entra nel mio Di Pre Museum. Ti ringrazio moltissimo. Sono molto contenta. Ne sono gelosissimo, guardate. Francesca Being, che vuol dire... significa essendo. E ho scritto dipreismo anche. Dipreismo. Sì. Ragazzi, e questa è un'opera che è fuori commercio, quindi non telefonate perché non ve la venderò mai. No. Questa. Nel frattempo, tanto Francesca, grazie ancora. Sarà all'interno del libro L'ombra di Mestre. Ecco, questa la esporrò a Praga anche da Mirko, perché sarà una grande festa e sarà pubblicata sul libro, sul catalogo. Ecco, adesso vi mostro in una breve rassegna, poi queste puntate del Di Pre Museum lo troverete su questo canale YouTube in altre occasioni. Però il Francesca è la prima che inaugura questo nuovo ciclo di puntate, che sarà fantastico, ecco, dell'Andrea Di Pre per l'arte, del Di Pre Museum. Allora, a parte questo capolavoro, che io veramente poi me lo godrò, perché me lo godrò in continuazione, perché capite, l'arte è da godere in continuazione, è così. Allora, lo appoggio un attimo qua. Allora, Francesca, vediamo in una rapida sintesi alcune dei tuoi lavori che qui hai portato. Vediamo quest'opera innanzitutto. Quest'opera si chiama Bill Gates e rappresenta un uomo d'affari che però in realtà è un bambino, no? Perché ogni uomo d'affari è in sé ancora un bambino e ha all'interno tutti i simboli del potere, quindi il cellulare, l'elettricità, la guerra, le chiavi, il mappamondo. Però intorno a questo bambino ci sono queste figure femminili che sono dei supereroi, quindi abbiamo la farfalla, la tigre, il cavallo, la sirena, il drago, queste donne supereroine che smontano questo bambino perché lo stanno anche aiutando in un certo senso a trovare il giusto equilibrio, perché la donna è importante. È fondamentale, attenzione, guardate, ecco, nel dettaglio, guardate come è perfettamente dietro la figura di queste diciamo fanciulle, divine fanciulle, di queste fate che vanno a smontare la figura di un colosso del denaro, del potere, ok? Che comunque rimane un bambino. Sì. È un'opera interessantissima, è una tecnica mista questa, una tecnica mista. Se siete interessati all'acquisto, diciamolo,
avete il contatto in sovraimpressione, ok? E il Dipre Museum vuole riportarvi, amici, guardate, qui c'è altro che Rolex o altre cose, comprate arte, ma arte da chi? Dai veri artisti, non dalle cose costruite. Lasciamo Bill Gates, giusto? E passiamo a una ecco. maschera. E Io allora- ne ho fatte più di 70 di maschere, quindi questa è solo una. Ecco. Questa è dedicata al mondo dei graffiti e quindi al writing, al lettering, e quindi c'è la mia tag che è baying, che significa essendo. E in più ci sono tutti i cartoni degli anni 80-90 che di solito venivano rappresentati dai writer. Siccome siamo in una stazione è perfetto, perché di solito i writer agiscono sui treni, nelle stazioni. No ragazzi, avete capito? Esatto, sembra proprio un murale, insomma, questi writer che scappano, sempre ricercati dai COP, eccetera. Esatto. Ecco, e poi attenzione, non poteva non esserci che il richiamo antropologico al fatto che sei veneta, che Sì, sei di Mestre, bravo, la che sei maschera veneziana, bravo. che sei veneziana, appunto, guardate che meraviglia, ed è in tridimensionale, guardate. Poi, ecco, notate anche i riferimenti, c'è diciamo agli aspetti modernissimi. Questa cos'è? È la ragazza di la Mu, eccetera. Attenzione, Diciamo che volevo interpretare la maschera veneziana in modo contemporaneo. Ecco questo. Allora, amici, non abbiate paura a chiamare anche solo per sapere il prezzo dell'opera, perché Francesca, vi assicuro, poi sarà lei a decidere, ma non dovete pensare più alle cifre astronomiche, Shimamoto, 1 milione di euro. No, non vi preoccupate, meno. Capite, ecco. E poi vi consiglio soprattutto di andare a chiamarla e di andare a vedere in una delle sue feste, Sì. De Visu, Sì, la sì. bellezza e il tripudio di questi colori. Grazie. Comunque questo è un viaggio dentro l'Oriente, che è un viaggio dentro Venezia. Ogni opera è firmata e pubblicata. Bene, passiamo adesso. Hai un minuto? Puoi salutare una mia amica? Arrivo, ecco, no, è per un attimo di tempo. Qui c'è il No, quasi Bosso. finito. Arrivo. È il bello dell'arte della street art. Arrivo. Allora, velocemente, intanto. Ecco, io Francesco mi scuso perché non voglio cioè, sei una fretta No, così. ma ci viene dedicato anche troppo tempo. No, ma l'esperto capisce subito la qualità. Allora, guardate questo trittico. Ecco, prego Francesca. Queste opere sono dedicate alla tribù dei colli lunghi, che sono questa tribù in cui le donne hanno un anello intorno al collo per ogni anno e poi non possono più toglierlo e diventano come delle attrazioni turistiche. Io ho fatto un parallelo con la nostra società e quindi ho messo tutte queste fasce. Freedom, sensuality, vedete le Esatto, che rappresentano i femministe, diritti, esatto. che cioè è difficile ottenere dei diritti, però una volta che li hai ottenuti ti allungano il collo e ti rendono una persona più particolare e anche, cioè, in un certo senso più forte. Ecco, e attenzione, quanta modernità in quest'arte. Notate questa creatura. Allora, È un trance. è un trance. L'ambiguità non è con la forza che si storcono verità alla bocca cucita della Sibilla. L'ambiguità, e non è forse vero che per l'ambiguità oggi si scatenano guerre, giusto? Ecco, l'ambiguità, ecco. Ed è anche una rivendicazione femminista, possiamo dire, giusto? Sì, giusto? sì, esatto, femminista. A ridare una centralità all'uomo. Ecco, Sì. io sono felicissimo che Dipre Museum risorga proprio grazie a quest'artista Grazie. che mi è apparsa così, come se un principe orientale me l'avesse portata qui a passare, perché è la verità. Che fortuna. È la verità. Benissimo, Allora, abbiamo praticamente finito. Qua c'è un mio piccolo autoritratto, ci sono io che esplodo. E allora, amici, come non vedere dietro l'angolo Medusa, la Medusa, giusto o no? Giusto, la medusa, esatto. Io metto tante meduse nelle mie opere, non in queste, ma comunque ci sono. La Medusa che per definizione è, secondo per sé la mitologia,
cioè, l'aspetto femmineo Sì. che ti intriga, e la pericolosità ma al tempo stesso anche la profondità. Ecco, intanto vedo anche uno chef che È arrivato uno chef, che bello! ecco, E questo disegno, vabbè, è una lotta tra il bene e il male. no, e poi un'altra cosa, pubblico, come non vedere la lezione di Vedova, di Emilio Vedova? Guardate, cioè, guardate l'informale, la lotta fra il bene e il male. Comunque hai femminist stupenda, però hai una lievità, cioè hai una sicurezza. Grazie, grazie mille. Si presenta Grazie. una sua bellissima qui stupenda, e di Pre-Museum tornerà molto presto. Li ho fatti vedere, Tutti. questi per Abbiamo ora. finito, Allora, finito questo per oggi. è un assaggio. Un assaggio. Ovviamente è un trionfo per me, perché questo quadro va del mio di Pre-Museum, che sapete che è legato all'America per via di un mio parente americano, così, ma questo comunque, ragazzi, per me ha raggiunto un livello astrale. Francesca, il pubblico ti può contattare? Sì, assolutamente. Ecco, io vi consiglio, chiamatela, anche, cioè, non abbiate paura verso l'arte, chiamatela, chiedete informazioni, capito? Perché Francesca vuole comunicare, Sì, giusto? faccio anche la comica, Esatto, ma d'altronde, essendo, poi vabbè, siamo qui guardate che meraviglia, l'arte riconosce l'arte, avete visto? arte culinaria, arte pittorica. Esatto, e amici, veramente investite in arte, ma sugli artisti che io vi propongo, investite su chi crea, perché un'energia interiore misteriosa vi spinge a creare. Questo è il fatto. Grazie mille. E allora termina qui il Pre-Museum di oggi con Francesca. Francesca, grazie ancora. Grazie a te, Grazie a te, ancora. è stato veramente un piacere, grazie. Ciao a tutti. E un saluto anche a Mirko. Un saluto a Mirko, ecco, che è il nostro amico, che a Praga andiamo insieme a cantare e a bere. che sarà il tuo primo, che impazzirà nel vedere questo, io lo conosco, Grande. impazzirà. Ciao Francesca, grazie. Mi raccomando, chiamate senza paura, non dovete per forza comprare subito, cioè comprare, Venite a bervi qualcosa con me. ma godete con lei della luce, della sua luce, della sua anima, del suo racconto. Grazie. Ciao!